5-0, risultato super. Vabbè, diciamo che è stata una partita quasi un'amichevole. Beh, sì. Sì, è stata una bella partita, ma come dire, pensiamo a domenica. Sì, grazie. Forza Napoli! Questa partita è stata bella, solo che i palermitani hanno fatto troppi scontrosi con noi. Noi abbiamo avuto rispetto. Forza Napoli! Grazie. Mentre... Forza Napoli! Sempre, chi c'è qua? Non mi ricordo Palermo a il nome. casa. Bruno! Come ti dimentichi di Bruno? Le vostre facce non mi dimenticherò mai, però il nome ogni tanto mi sfugge. Grandissima partita. Bellissima partita. Volevamo che segnava il Palermo, infatti abbiamo... Li ha incitati, come li abbiamo incitati? Segna Palermo, e non niente, non hanno fatto niente. Avete fatto solo sceneggiate, siete entrati Secondo me con conta bene. Beh. Conta bene. Tra l'altro Bruno, l'attaccante del Palermo. Però Ma questo lo vedi nel Napoli, io te lo dico sempre, ogni volta che lo intervisti, tu lo vedrai nel Napoli. Prima o poi Lui lo è un po' intervisterò. timido però, è un po' timido. Bruno contro il Monza, domenica fiducioso. 3-0. 3-0. 2 gol in meno di oggi. Abbiamo giocato la bolletta 3-0, è finito 5-0. Vabbè, E che dobbiamo? Abbiamo perso. Però ha vinto il Napoli, quello è l'importante. Però mangiamo lo stesso stasera. Anzi di più perché ha vinto il Napoli. Forza Napoli! Ciao Bruno, ciao anche al suo papà. Vado subito da... Ciao, come ti chiami? Greta. Greta, è la prima volta per te allo stadio? Sì, Ti è piaciuta questa 5-0 e tanto? sì, oggi è anche il mio compleanno, quindi ho festeggiato alla grande. Augurissimi Greta, buon compleanno e forza Napoli. Forza Napoli, Juve merda! Ok, io Non vedo errori nel discorso della bambina. Paolo 5-0. 5-0 e chi se lo aspettava? Chi se lo aspettava? È prestazione meravigliosa, un Napoli, vabbè, ma sì, non ti dico si sapeva perché sai, avevo avuto un qualche timore prima, un po' qualche timore iniziale pensare ai 3 anni passati, però siamo contentissimi e andiamo tutti a Roma, ci andiamo insieme, andiamo io e te. Per Lazio-Napoli. Lazio-Napoli. Che sarà a dicembre, un pensiero sui petardi e tutta la questione. Che vuoi dire? Purtroppo. Però non sai una cosa, non mi aspettavo, io ricordavo che ci fosse, non ti dico un gemellaggio, ma del Invece rispetto. c'è rivalità a causa della Roma che è gemellata col Palermo. Della Roma, è gemellata, allora sbatteteli in galera. Io ho sentito una cosa meravigliosa e la devo raccontare questa cosa, la devo raccontare. C'era un signore dietro di me al 500° petardo, si è alzato e ha detto Terroni! Un film sembra. Una cosa meravigliosa, cioè no, una cosa da ovviamente. No, tra l'altro anche cori sui palermitani, zingari. Vabbè, cosa Poi se lo dicono i napoletani ovviamente ci indigniamo, poi lo canteranno i nostri tifosi, vabbè. E che cosa vuoi dire? Situazione surreale. Sì, vabbè, fra un Vesuvio Lavali, Palermitano Zingaro, tutte queste cose che sono dette sono cose Tra l'altro poi i petardi lanciati in campo proprio. tutte cose da stigmatizzare sicuramente, assolutamente. Non è questo lo sport che vogliamo, lo diciamo noi bravi ragazzi, ma Paolo, purtroppo ci si vede a Roma allora. Lazio-Napoli. sicuramente ci si vede a Roma, ci si vede col Como. Col Non so Como se il anche. venerdì ci sei. Ci sarà Pasquale Caccio. Andiamo a vedere le gesta di Massimo Perrone, grande giocatore. Bomber Perrone. Bomber Perrone, bravissimo. Buona serata Paolo, ciao. Ciao caro, come ti chiami? Raffaele, sono Raffaele. uno degli appelli di Castelvolturno. Ah, mi ricordo, Castellisangro. Castel di Sangro, boh, stiamo là sempre a Castello. Castello qualcosa. Che appello vuoi fare stasera? No, io stasera vorrei dire 3 cose, che nella vita contano proprio 3 cose. La salute, le femmine e Scott McTominay. Bella questa. Quindi McTominay è entrato il primo pallone giocato al Maradona. Uno dei centrocampisti più forti della Serie A, sta a Napoli. Sta a Napoli. Grazie Raffaele. Col Monza come finisce? Non ci sbilanciamo, non ci voglio sbilanciare. Va bene così. Ciao Palermo. Grazie. Venite qua. Vai, urlate quello che volete. Vai. Forza Napoli! Sono contento delle 5 polpette che ha dato il Napoli. Grazie. Piccolo tu? Forza Napoli, abbiamo vinto. Forza Napoli sempre. Bravo. Ciao, grande partita, soprattutto grande voglia dei ragazzi. Era difficile giocare una partita del genere non per l'avversario, ma cambiando tutta la rosa dei titolari. Questo rendimento qua non l'ho mai visto neanche l'anno dello scudetto che uscimmo dalla Coppa Italia. Grande mister Conte, bravi ragazzi. McTominay, primo pallone giocato al Maradona, gol.
Scott McTominay non lo scopriamo adesso, l'ho visto al Manchester United, se è saltato Brescianini per prendere lui, penso che si è visto il perché. È un top player, ma anche Neres. Non voglio pronunciare, non voglio andare oltre, non mi voglio sbilanciare, però secondo me questa è la strada giusta. Bocca mia taci. Grazie. Bocca mia, ciao, Buona grazie. serata, ciao. Ci siamo visti prima 5-0 che non immaginavamo 5 gol. Però è andata benissimo. Benissimo. Migliore in campo. Neres. Attenzione, tutti impazziti. Nere. Grazie. Invasione. No, Scott McTominay, che mostro! 5 polpette, 5 polpette! 5 polpettoni! Ciao! Ti amo, mamma! Grazie. 5-0, forza Napoli! L'invasione. 5 poppette vanno bene. 5 cannoli. Cannoli, poppette, mozzarella, con modo. Grazie. Cioè qualsiasi... Grazie. 5 gol. 5 gol, 5 Juan gol. Jesus ha segnato. Visto, te l'ho detto io prima. L'avevamo detto, quindi è una profezia. Vabbè dai, comunque veramente esce... Veramente 5 gol, sì, anche Juan Jesus, dai, diamogli fiducia almeno in questa partita. Niente, comunque ci segniamo con la cattiveria agonistica in più. È vero che ha giocato contro il Palermo, che tutto rispetto al Palermo è la squadra di categoria inferiore, però ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo perso 4-0 con il Frosinone, 2 anni fa siamo usciti con la Cremonese, quindi anche erano loro squadre di categoria inferiore. La Cremonese, il Frosinone faceva la Serie A, però comunque niente, comunque le seconde linee mi sono piaciute. Mi sono piaciute qui, così il mister Conte c'ha parecchie varianti durante il campionato. Ecco. Grazie mille. Grazie a voi, forza Napoli, ci vediamo domenica. Salve, già ci siamo visti qualche volta. Sì, sempre grande Napoli. Che vuoi dire? Ci puoi dire ai palermitani che si portano 6 cannoli a casa? Vabbè, erano 5, però, ok? Dicevi? Grande Napoli, comunque con i cambiamenti e anche con i ragazzi subentrati si è visto un buon gioco, un grande Ngong e tutta l'altra squadra. Grazie mille. Ringrazio il mister Conte per quello che sta creando con la squadra e speriamo di andare avanti nel meglio modo possibile. Napoli da paura, Ngonce è mostruoso come tutta la squadra. Al Palermo gli piaceva sparare le botte, ma hanno preso 5 arancini. Grande Napoli. Finalmente ci stiamo divertendo, grande Neres, grande acquisto. McTominay anche. Ma mettiamo tutta la squadra, ma Neres è formidabile. Ma dove stava nascosto questo scozzese? È un giocatore incredibile, veramente di altissimo livello, speriamo che continua così. E poi vorrei dire una cosa, ma questo astro fra i palermitani e i napoletani non esiste proprio. Non riesco a capire questa cosa. Siamo figli dello stesso regno delle due Sicilie, non riesco proprio a capire perché. Grazie. Forza Napoli sempre e Palermo merda. Buonasera, al di là del risultato che avranno detto tutti, che oramai è un risultato veramente esagerato per la squadra, io mi chiedo solo una cosa: com'è possibile che Palermo, una squadra del sud, si può dire la seconda squadra del sud, si comportino in questo modo con noi napoletani? Già al nord ci denigrano per i continui disastri che combiniamo noi. Se si mette anche il Palermo a fare queste brutte figure non fanno altro che continuare a bombardarci. Per il resto forza Napoli, domenica saremo un'altra volta qui in tribuna a vedere la partita e volevo salutare mio cugino Ciro Traino che ha regalato i biglietti della tribuna Posillipo a mio nipote. Grazie, buona serata a tutti e forza Napoli. Forza Napoli sempre. Forza Napoli. Bravo. Voi che volete dire? Nulla, forza Napoli, dispiace per l'astio inutile che si è creato, come mi aggrego a quello che ha detto il signore, siamo tutti figli della stessa terra, non ci dovrebbero essere questi episodi, questi disguidi. Detto questo, forza Napoli, forza Catania, forza Palermo e pure forza Casertana. Ciao! Forza tutto il sud. Tutto il sud! Brave. E qualcun altro, il tifoso coreano, vieni qua. No? Where are you from? Taiwan. Ah, Taiwan, quindi... First football game. Your first football game? Yeah. 5-0. Napoli. Forza Napoli. Yeah. Can you say Forza Napoli in Forza Napoli! also in Chinese language? Napoli 超强的! Salutiamo tutta Taiwan. Ciao Taiwan. Ciao. Da Taiwan fino a Napoli. Tu non sei Taiwan, tu vedete qua, vedete. Voi dove siete invece? Taiwan?
No, noi siamo un po' più vicini. Allora, io ho solo due parole stasera. Scott McTominay, no. Scott McTominay. Io non lo so, per me è illegale nel campionato italiano, comunque nella realtà italiana, si è visto anche con la Juve che sembra essere il campione d'Italia, la mamma santissima, eccetera, eccetera. È entrato come un coltello nel burro, è illegale. Sembra come quando giochi a FIFA in modalità principiante, praticamente. No, secondo me è illegale e penso che magari, non lo so, la FIGC si inventerà una regola per togliercelo, perché... L'anti-Scott, invece dell'anti-doping. Io l'ho detto già, il Napoli quest'anno è il Real Madrid d'Italia e questa sera McTominay è il nostro Bellingham e lo sarà per i prossimi anni. Io continuo nella modestia meno possibile, secondo me. Il paragone mi piace un sacco perché non so se hai visto, appena entrato ha fatto la punta centrale e poi subito Lukaku l'ha servito, proprio come fa Bellingham che fa la spola fra l'attacco e il centrocampo, quindi... Guarda, è un giocatore totale e si è visto proprio che è un giocatore da Premier. Secondo me, ripeto, potrebbero squalificarci, facciamo attenzione. Grazie. Su Scott McTominay voglio dire, come gli ho detto a lui l'altro giorno su Instagram, lui mi ricorda Gulliver in mezzo ai Lillipuziani, è un gigante. Tra l'altro con il Palermo in 10 mi hanno fatto proprio man bassa. Grazie ragazzi. Piccolo, come ti chiami? Leo? Quello di prima, giusto, mi avevi già detto prima. 5-0, te l'aspettavi? No. È stata una bella partita però. Il gol più bello? McTominay. Devi dire qualcosa, che devi dire? Sempre forza Napoli, McTominay e Lukaku è forte, però McTominay non vero proprio. Bello. Palermo, vaffanculo. Non si fa. Però questo lancio di petardi è stato davvero vergognoso. Assolutamente, perché dobbiamo dare l'esempio soprattutto ai bambini e alle famiglie che vengono allo stadio, non alla violenza, mai. Invece sulla partita diciamo che non c'è stata gara. Guarda, io sono rimasto sconvolto. Questo Napoli di quest'anno gioca bene, bellissimo, abbiamo dei giocatori straordinari. Poi dal secondo tempo entra Lukaku, McTominay, Kvaratskhelia. Il primo cambio è stato Mamma mia ragazzi, ma Scott è una cosa eccezionale, un fuoriclasse di un livello straordinario. Meno male che c'è. Tu che stavi dicendo? No, dico, si inizia a vedere la mano di Conte. Napoli che fa la differenza, un Napoli che non è forte solo con la prima squadra ma ha delle riserve comunque, non dico che sono all'altezza della prima squadra ma sono una seconda squadra. Tipo Neres, Politano deve stare attento al posto. Peccato per questi petardi perché sono stata l'unica macchia di questa bella serata. Sì, e tra l'altro McTominay penso sia un record, poi vedremo i dati, cioè all'esordio al Maradona 10 secondi ha segnato il primo pallone toccato, penso sia nella storia, ma è successo. Ce lo ricorderemo, secondo me ci fa divertire questa stagione. Spero anch'io. Grazie. Piccoli, poi anche da te, che volete dire? Forza Napoli. Vuoi salutare qualcuno anche? No. McTominay, vuoi salutare lui, no? Sì. Saluta, vai. Ciao McTominay. Bravo, forza Napoli? Sempre. Tu vuoi dire qualcosa? Sì. Allora, il Napoli questa sera ha devastato tutto. McTominay e Lukaku, cioè Lukaku e McTominay hanno fatto il record di velocità nel gol. Perfetto. Come ti chiami tu? Antonio. Antonio, mi urli un Forza Napoli, vai. Forza Napoli! Grazie Antonio, vengo da te invece, come ti chiami? Alessandro, piacere. Vai, questo 5-0, questa manita ai palermitani. Bellissima partita, ho visto alcune critiche sui social prima della partita perché sono tutti un po' allenatori. Purtroppo da questo punto di vista i social hanno peggiorato la situazione, però chi come il mister Conte che li vede tutti i giorni in allenamento sa quello che deve fare, hanno una bella risposta secondo me, anche a livello di sacrificio, correvano fino alla fine, quindi possiamo essere solo soddisfatti. McTominay, futuro giocatore totale, veramente. 5 palloni, 5! Forza Napoli! Un saluto Martina! Non si capisce più nulla. Ma io già te l'avevo detto precedentemente, è troppo forte. McTominay è troppo forte, sì. Io l'ho visto a Torino, guarda, ha fatto delle malattie a Torino e stasera ha continuato.
Io quando vedo a lui mi emoziono, ma io non lo so. Alessandro il veronese è ma lui, rimasto ogni volta che vede lui il Napoli fa 6 gol, 5 gol, 4 gol. Vieni più spesso, Alessandro. È stato con me a Reggio Emilia, è stato a Monza. Il migliore in campo per Alessandro? Beh, il 99 mi piace, aspetta, com'è che si chiama quello Moro? E dopo quello che ha fatto anche la doppietta. Gong. Ex Verona, tra l'altro. Ah, boh, ecco sì, ma lui ha fatto anche gol precedentemente. Con Monza. Bravo, ti ricordi? Si continua su questa scia, no? È normale, no? Poi l'ho detto già precedentemente. Come si chiama l'otto? Quello che McTominay. McTominay. Sì, quello lì che ha fatto gol. Sì, appena che è entrato. Quello lì viaggia come un caccia. Esatto. Bellissimo questo dialogo in veronese. Detto da veronese, capito? Io vi ringrazio, buon proseguimento, buon ritorno a Verona. Ci vediamo. No, io vado via lunedì. Domenica sera c'è un appuntamento al Maradona. Ho giusto un piccolo appuntamento. Grazie Anilo, grazie Alessandro. Ragazzi, voi? Girati. No, è lui il mio compagno. Che volete dire? Guarda in Forza Napoli. Solo Forza Napoli. Chi ti è piaciuto di più oggi? Gong. Gong per la doppietta, McTominay, un aggettivo per McTominay? Semplicemente stupendo. Invece secondo me McTominay è un calciatore molto tattico, con dei piedi molto buoni, potrebbe essere pure messo prima punta, qualsiasi ruolo la farebbe benissimo. Un po' come Bellingham, l'hanno detto anche prima, tu che vuoi dire? Io voglio dire che la prestazione del Napoli è stata incredibile, anche in Gong, con Conte sono migliorate molte cose, ma soprattutto McTominay che può dare una svolta insieme a Lukaku e gli altri giocatori al Napoli. Vero, grazie, mi urlate un Forza Napoli tutti e quattro, pure tu, vieni, tutti e quattro. Allora, Forza Napoli! Grazie. E che si stessero calmi. Ok, grazie. Tu invece come ti chiami? Adesso vengo da te. Abbiamo giocato un'ottima partita, abbiamo dimostrato di essere all'altezza, diciamo anche con una seconda squadra come dicevano le testate giornalistiche, ma questa seconda squadra non si è vista proprio in campo, siamo una grande squadra forte, Spinazzola, Neres hanno fatto una grandissima partita e McDonagh ha ancora dimostrato che quando entra spacca le partite. Un pensiero invece sui petardi? Fanno schifo perché stanno i bambini in campo e questo è solo sport. Hai ragione, Ci hanno dato 5 cannone. Mi è piaciuto il suggerimento da dietro. Buona serata a tutti amici. Prego, venga. Con la pipa, come il Napoli stasera. Buonasera. No, la cosa che si è messa in evidenza è che il Napoli effettivamente ha una seconda squadra, quindi se riusciamo a comprare un terzino a gennaio effettivamente possiamo competere sia per lo scudetto e per la Coppa Italia. L'unica nota negativa è stato questi botti, queste cose qua che sono pericolose, perché la cosa che è cambiata negli anni che stanno molte donne e molti bambini che vengono allo stadio, cosa che quando io avevo i miei 14-15 anni avevo l'abbonamento non c'erano tutte queste donne e questi bambini. Cioè è una cosa negativissima. Poi per il resto il Napoli ha fatto una bellissima partita. Grazie mille, buona serata. Voi invece? Buonasera. Questo 5-0 vi ha entusiasmato? Penso, no? Bellissima serata, nulla da dire, le seconde linee possiamo dire così, sono entrati con la voglia di spaccare il mondo e secondo me è un segnale molto importante per questo inizio di stagione, quindi per mister Conte che può contare davvero su tutti. E McTominay penso è destinato ad essere titolare inamovibile. Appena entrato ho detto la prima palla che tocca segna, ha segnato e infatti abbiamo esultato, un bel gruppo e la cosa più importante è che comunque siamo ancora in rodaggio e vinciamo, quindi secondo me verso novembre quando ci saranno le partite importanti non ci sarà per nessuno. A novembre poi c'è Inter-Napoli, Napoli-Roma, quindi... Loro hanno le coppe e noi no, è un bel gruppo, ci divertiamo Speriamo parecchio. bene. Lui dice un saluto a mio nonno e a mia mamma, un bacione a tutti e sempre Forza Napoli! Sempre Forza Napoli. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra e volevo incapsulare la sintesi della partita nelle brevi parole. Champions League! Si può che fatto il Real Madrid, va giù! Quando ha detto incapsulare ho capito che ce l'ho fatto. Neres meglio di Neymar. Addirittura dicono Neres meglio di Neymar. No, sì. Un po' troppo. Invece hanno paragonato McTominay
Addirittura hanno paragonato McTominay a Bellingham anche stasera. Ci sta questo paragone? Al primo pallone toccato già gol. Sì, infatti, migliore in campo per voi? Lukaku. Cioè, appena entrato, anche lui assist decisivo. Col Monza a questo punto... Altri 3 punti e poi direi scudetto e Coppa Italia quest'anno, perché con l'esperienza di Conte, un uomo vincente, quindi penso che ci siamo risollevati e vinceremo sicuramente lo scudetto. Lazio-Napoli sarà agli ottavi di finale, poi a dicembre, vabbè ci mancano 2 mesi, però sarà anche se all'Olimpico, quindi in trasferta, il Napoli deve puntare su questa competizione. L'obiettivo quest'anno deve essere vincere la Coppa Italia. Senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Abbiamo comunque una doppia squadra, quindi possiamo competere. Dopo la Lazio chiedeva l'amico la vincente di Inter Udinese, quindi diciamo l'Inter in teoria, sempre a San Siro in trasferta. In teoria. Qualsiasi In sarà, teoria, vinceremo a 6. Eh sì, l'Udinese sta volando. Adesso tu invece che volevi dire? Che dobbiamo continuare con questo passo perché visto che si è fatto un bel gruppo e spero che non si perde questo gruppo. Soprattutto le seconde linee si sono comportate bene oggi. Sì, assolutamente. McTominay penso che non sarà più una seconda linea. Sta crescendo tantissimo. È un giocatore che l'United stava perdendo man mano con la panchina, poi man mano adesso in Napoli sta acquisendo la sua fiducia. Spero che continua così. Grazie mille. Invece su David Neres, titolare, bellissima partita, gol anche. Ma che devo dire, ha umilato a quel difensore nel primo tempo, infatti l'azione di dopo l'ha dovuto tranciare, cioè mamma mia che giocatore Neres, McTominay, ma già si è visto quando è entrato Lukaku, ma anche gli 11, diciamo le seconde linee, hanno mentalità, sono un gruppo forte, segnano, hanno voglia di vincere, di andare a fare un gol in più all'avversario e quindi questo siamo forti quest'anno, non solo gli 11 titolari ma anche quelli che entrano e le seconde linee fanno la differenza secondo me, perché avere Neres che si alterna con Politano, McTominay, Gilmour, Robot, Ranghissà, cioè non me l'aspettavo, devo dire la verità. E poi volevo fare un appello a tutti i palermitani che in questi giorni hanno detto tutti a Napoli, ma che siete venuti a fare? Prendere 5 palloni sulla nave e poi dove me li mettete? Un saluto palermitani, 5-0 e a casa, ciao Manita napoletana, ciao!